Buongiorno, anche oggi vogliamo parlarvi di archeologia industriale, anche se è un'archeologia industriale abbastanza particolare, perché praticamente sono dei capannoni disabitati, non mai utilizzati, e siamo sulla strada statale Romea all'altezza appunto del comune di Rosolina. Capannoni che sono sorti negli anni prima della crisi economica e da anni sono inutilizzati ed abbandonati, anzi mai finiti. Si tratta di 5 o 6 capannoni nel degrado, sono strutture che non sono mai state utilizzate come tante volte accade in molte zone d'Italia. Tempo fa, dice il sindaco Franco Vitale, attorno a questi giganti incompleti il comune con i carabinieri della compagnia di Adria avevano chiuso l'area che era diventata una discarica a cielo aperto. Lo sfogo di un cittadino di Rosolina. Tante volte mi sono chiesto come mai siano sorte queste grandi costruzioni al lato del Lando. Brutte, inquinano l'ambiente, non servono a niente, però con quei capannoni ristrutturati ci potrebbero essere tanti nuovi posti di lavoro oppure qualche albergo e quindi anche il turismo sarebbe stimolato.